La Lazio per scalare ancora di più la classifica, il Pescara per reagire alla sconfitta di una settimana fa contro il Bitonto. Amici del futsal, buonasera e benvenuti al Palatorrino. Un saluto da Matteo Bonacorsi. Va in scena la 20ª giornata di Serie A. È Lazio-Pescara, è sesta contro terza ed è anche il secondo anticipo della 20ª giornata. Poco fa è finito l'anticipo, ovvero Molfetta-Falconara, con il Falconara che ha vinto per 4-1 contro i Campani e si è presa quindi la vetta della classifica a quota 45 punti, vetta che è stata tolta invece alla Pescara una settimana fa dopo essere stata sconfitta fuori casa contro il Bitonto per 3-1. La Lazio invece quota 31 punti ma con una partita in meno, ovvero ha già riposato la squadra di Daniele Chilelli, mentre invece il Pescara dovrà ancora riposare. Diamo subito i convocati per quanto riguarda la squadra di casa, ovvero Pepe Umbro in porta, Raponi, Colucci, Conticelli, Siclari, Barca, Pasquale, Gurrieri, Ruffini, Iochisano e Vanessa Pereira, mentre invece per il Pescara i due portieri saranno Mascia e Di Sauro. Poi in campo Sciascio, Coppari, Dincecco, Rozzo, Belli, Discaro, Gabi Vanelli, Valentino, Tati e Dalmazza. Gli arbitri saranno Francesco Sgueglia di Finale Emilia insieme a Paolo De Lorenzo di Brindisi, mentre invece il cronometrista sarà Luca Paverani di Roma 2. Il quintetto di mister Maria Amparo è già in campo, in attesa invece di quello biancoceleste. In porta per gli ospiti Mascia, ex Lazio come Sciascio, e Gabi Vanelli per la numero 21, 2 gol in campionato. Il quintetto della Lazio ora si sistema nel rettangolo di gioco con Pepe, Siclari, Iochisalo, Cecilia Barca e Pasqual. Tutto pronto qui al Palatorrino. Sarà la Lazio a dare il benvenuto. Ora si sistemano gli ultimi dettagli, controllo ad entrambe le panchine. E allora inizia Lazio-Pescara con Barca che va subito all'indietro da Siclari. Bella la rasoiata per la finlandese Iochisalo. Pasqualla fa andare il pallone oltre la linea laterale dopo essere stato sporcato da Vanelli. Rimessa Lazio con Siclari, come sempre si impossessa delle battute laterali. Qui la lascia Iochisalo, cross dentro, Pasquale non riesce a chiudere, allora riparte il Pescara con Dalmaz, l'ultimo tocco, vediamo un po' di chi è il suo. Ottima la pressione di Valentina Siclari. 12 gol nelle ultime 8 partite in campionato, è sempre andata a segno, veramente un periodo d'oro che sta durando tantissimo, quello della tuttocampista di Daniele Chilelli. Intanto c'è un'altra rimessa per i padroni di casa con Iochisalo che lascia questa volta la battuta a Siclari. Pasquale non arriva e allora rimessa Pescara. Intanto se ne sono andati via i primi 30 secondi di questo Lazio-Pescara. La Lazio che ha provato 2 volte ad andare con il lancio lungo, non ha ancora però impensierito Mascia. Dalmazza, Vanelli prova a superare Siclari che non si fa ingannare, concede comunque la rimessa laterale. Vanelli che questa volta sporcata da Cecilia Barca. Qualche secondo per battere la rimessa. Vanelli, c'è Coppari lì vicino, 1-2 che va a buon fine, e poi Barca che non riesce a conquistare la rimessa laterale. Reclama il capitano della Lazio il fallo che non c'è stato proprio per il direttore di gara. Intanto Iochisalo sporca questo cambio gioco. Raffa Pato, Belli, ancora bravissima Iochisalo a mettersi in avanti. Iniziato benissimo la finlandese. Prime indicazioni dalla panchina della Lazio. Mister Chilelli
qualcosa da dire al suo capitano Barca. Iochisalo, stop col mancino, se la sposta sul destro, non si intende con la numero 6. Buona la copertura di Vanelli. Rimessa dunque per il Pescara. Belli. Coppari. Ancora Vanelli. Belli. Non trova Rafapato. Iochisalo ancora bene a mettersi tra i due. Poi Pasqual ha tentato con la punta. Destro alto. Arrivano gli applausi di tutta la panchina biancoceleste. Altro squillo della Lazio. Stavolta andava proprio a fondo con la spagnola Pasqual. Rimessa per il Pescara. Mascia. Belli. Nessun affare da pivot per gli abruzzesi. Prova Belli. Poi Rafapato non chiude l'1-2. Guadagna metri la squadra di Amparo. Coppari dalla linea laterale. Si slaccia Belli. Coppari in avanti per Rafapato. E poi Vanelli col mancino. Siclari a prendere il posto di Pepe. Possesso però sempre del Pescara in questi ultimi secondi. Rafapato. Vanelli. Belli. Sbaglia qui Belli. Brava Barca a intromettersi. E poi Iochisalo. Scodella in avanti per Pasqual. Sponda di testa. Poi va Barca. Rimette dentro il pallone per Siclari. La tiene lì Mascia. Eccola Valentina Siclari. Ripartono gli ospiti con Rafapato. Vanelli prova a passare su Barca, non su Iochisalo. Rimessa Pescara. Coppari dice alla numero 12 di andare lei. Sbaglia qui il Pescara. Prova a ripartire Pasqual. Frenata da Belli. E allora a fondo per gli ospiti con Coppari. Rafapato. Belli. Crossa in mezzo. Ottima ancora una volta la copertura di Iochisalo. Ne ha fatte già 3 così. Intanto il pallone che finisce sui piedi di Pepe. È rimessa Pescara. Coppari. Viene incontro Belli. Non trova. Anzi, in un primo momento l'aveva anche trovata. Poi non ci ha creduto fino in fondo la numero 9. Riparte allora la Lazio con questo lancio fuori misura di Pepe. Riconquista il pallone il Pescara. Con Sciascia appena entrata. Di tacco prova a servire Belli e ci riesce. Deve fare i conti però con l'uragano Siclari. Iochisalo. Ancora nessun cambio per Chilelli. Ricordiamo c'è Vanessa Pereira in panchina. Pallone di Pepe. Trova soltanto i piedi di Sciascio. Riparte il Pescara. Con Sciascio che si perde il pallone oltre la linea. E c'è rimessa Lazio. Chiamata ora Vanessa Pereira da Chilelli. Vediamo al posto di chi entrerà. Intanto Iochisalo si riprende a giocare. Questo lancio lungo della finlandese che trova soltanto il petto di Rozzo. Poi prova il sombrero, non gli riesce però. Iochisalo in un primo momento, Vanelli nel secondo. Ne gode solo la Lazio, che l'ultimo tocco è della numero 12 di Amparo. Intanto è uscita Iochisalo, è entrata ora la brasiliana Vanessa Pereira. 15 gol per lei in campionato. Miglior marcatrice della Lazio. Intanto qui prova col mancino di un soffio fuori. L'ha fatta subito sentire Vanessa Pereira. Mascia in avanti. Sciascio non addormenta il pallone. Sempre pressata dall'onnipresente Siclari. Va a battere anche la rimessa laterale. Scambia con Vanessa. Poi addosso a Vanelli. Altro laterale per la Lazio. Va lunga Vanessa, viene incontro Barca. Scambia Siclari con Barca, ovvero la 5 con la 6. Poi lancio in profondità di Vanessa. Stavolta sbaglia la traiettoria la brasiliana. Pallone che si spegne oltre l'ultima linea di fondo. Riparte il Pescara con Vanelli. Rozzo, poi Vanelli, Coppari, palla in avanti per Sciascio, non si chiude l'1-2, rimessa comunque per il Pescara. 15:37 sul tabellone luminoso, 0-0 tra Lazio e Pescara. Sciascio,
è in profondità Coppari, pallone è per lei, c'è prima Siclari, Vanelli, si slaccia Coppari, il pallone è per lei, chiude benissimo l'1-2, poi c'è la gamba di Barca, prepotente, stava per passare lì Vanelli, sarebbe stata veramente una minaccia per Pepe. Rozzo, Coppari, a duello ancora con Siclari, l'ultimo tocco è di Siclari, non è d'accordissima Valentina Siclari. Vanelli sfida Pasquale, entra nel traffico, Rozzo, Sciascio, non si chiude l'1-2, lì c'è Vanessa, rimessa Pescara, sta aumentando i giri del motore, sta anche guadagnando metri, il primo corner della partita, non è rimessa, il pallone viene messo dentro, ancora Siclari a sporcare, si intende, provano ad intendersi Sciascio con Coppari, qui prova la numero 3, ancora Siclari, secondo corner della serata e secondo anche per quanto riguarda la squadra abruzzese, ancora 0 corner per la Lazio. Coppari, cross in mezzo, velo di Rozzo, poi Barca capisce tutto, poi non riesce però a far ripartire la Lazio. Sciascio se la sposta sul mancino, l'ultimo tocco è di Sciascio, ora va a dire qualcosa al direttore di gara Paolo De Lorenzo in maniera anche abbastanza animata. Vanessa in profondità per Colucci, appena entra la prova a difendere il pallone, a far sentire il suo fisico, ancora Colucci chiede rinforzi, li trova in Vanessa, Barca non riesce a servire Siclari, prova a ripartire il Pescara con Rozzo, poi Sciascio, l'ultimo tocco è della numero 3, rimessa Lazio. Esce il capitano della Lazio, torna nel rettangolo Iochisalo, qui il pallone di Siclari è troppo lungo per Vanessa Pereira. Allora Mascia con le mani, profonda da Dinceco, troppo profonda però la manona di Mascia. Allora da portiere a portiere sarà Pepe battere la rimessa, entrata Conticelli al posto di Valentina Siclari, il pallone è per Colucci, prova a difenderlo, c'è Belli che sta ringhiando addosso a tutte le calciatrici biancocelesti, qui passa Rozzo, ottima la copertura di Conticelli che concede comunque la rimessa laterale. Rozzo, Dinceco, Belli prova a superare Iochisalo e lo fa almeno in un primo momento. Rozzo, velo di Belli, non c'è nessuno. Allora rimessa per la Lazio, soprattutto per Conticelli, un gol per Sara Conticelli in questa stagione nella 3-3 contro il Bitonto. Tanto qui prova Belli, Pepe con due mani l'ha presa e subito in avanti per Colucci. Dinceco fa bene la retroguardia, ottima la conclusione della numero 9 Belli, splendida anche la risposta di Marianna Pepe. Belli che viene da 5 gol nelle ultime 3 partite. Intanto qui Iochisalo tra le braccia di Mascia che vorrebbe andare subito giù, ci va ora con questo lancio così e così indirizzato verso Sciascio. Rimessa per Pepe, 13 e 14 sul tabellone luminoso. Possesso Lazio, Vanessa profonda da Colucci, questa è buona, Mascia in due tempi, il pallone che non esce, può rimetterlo subito davanti Mascia per Sciascio. Belli si trascina il pallone fuori, era buona comunque l'intenzione della numero 21 di Amparo, come già segnalato poco fa, grandi doti tecniche nonostante sia un portiere. 2 gol in questo campionato per la numero 21. Cambi in casa Pescara, torna in campo Rafa Pato, esce Sciascio, torna in campo anche Vanelli al posto di Rozzo. Belli suola in avanti per Rafa Pato, prova a contenerla Conticelli ma non ci riesce. Allora Belli passa avanti il Pescara con Belli, è 0-1. in grandissima forma Belli,
11 in campionato, 6 nelle ultime 4 giornate. Un mancino sporcato che è finito in fondo al sacco. Intanto pessime notizie non solo per lo svantaggio, ma anche perché si è fatta male Marianna Pepe per la Lazio. È entrata Umbro. Vanessa, profonda da Conticelli, brava Dincecco, prendere il possesso, trascina giù Iochisalo, ci ha rimessa per la Lazio, esce Conticelli, rientra Cecilia Barca. Vanessa, tocca per la finlandese, poi Barca sul secondo palo, Mascia fa ripartire le sue compagne. Belli, Vanelli, sterza, Mancino e Dincecco. Belli ancora, Vanelli, Rafa Pato, c'è il taglio splendido, Dincecco sulla destra per Belli che mette in mezzo, Murata sul più bello Rafa Pato da Barca. Allora altro giro dalla bandierina per il Pescara, sarà Dincecco a battere il corner. Quello che sentite, il ghiaccio sulla mano di Marianna Pepe. Corner Pescara, crossa sul secondo palo, libera Iochisalo, scodella per Colucci, pallone troppo lungo per la numero 3. Può ripartire allora il Pescara. 11:50 al termine della prima frazione, Lazio 0 Pescara 1. Ha segnato Belli. Rafa Pato ancora per Belli, Dincecco muove bene anche velocemente il pallone il Pescara, poi qui è fortunata Rafa Pato che serve Dincecco, si era però fermata, allora il pallone va oltre la linea, rimessa dal fondo per Marica Umbro. Trada intanto Pasquale al posto di Carola Colucci. Iochisalo cerca proprio la spagnola che prova a smorzare il pallone di testa senza però trovare esito positivo. Rimessa Pescara, Rafa Pato, Belli, c'è Vanessa lì davanti a togliergli la visuale. Rafa Pato, passa comunque il Pescara, non in questa situazione, però Pasquale prova a far prevalere il fisico, non ci riesce. Allora Belli dall'altra parte apre per Coppari, Siclari, un cambio gioco splendido di Belli a trovare Coppari. Rimessa Pescara, Rafa Pato, Belli contromovimento, non ne gode però la numero 9. Rimessa per la Lazio. Vanessa, Siclari, profonda da Pasqualla, ancora una volta arriva sul pallone ma non riesce a renderlo giocabile. Si complimenta comunque con la sua compagna Valentina Siclari. Vanelli, Belli di prima in avanti per Rafa Pato, controllo di coscia, Vanessa, quarto corner per il Pescara. Coppari, Vanelli, crossa in mezzo, tocca comunque Cecilia Barca, si spiegano ora Rafa Pato con Vanelli. Altro out per il Pescara. Coppari, scodella per Vanelli, poi Rafa Pato, Barca chiede anche un tocco di mano, l'arbitro non fischia, possesso è comunque biancoceleste con Siclari. Vanessa, si fa vedere Pasquale, controllo con il mancino, c'è la carica di Belli, rimessa per la Lazio. Pasquale vorrebbe battere velocemente, Belli non glielo concede, allora con calma si va da Siclari, 1-2 con Vanessa, Siclari, alto, Coppari, 4 gol per la numero 4 del Pescara in campionato. Rozzo prova a mettersi in proprio, c'è Vanessa ad ostacolarla, appena entrata, anzi appena rientrata Natalia Rozzo. 9:49
sul tabellone. Ricordiamo il punteggio: Lazio 0, Pescara 1, ma sta decidendo per ora Belli. Coppari, eccola ancora Belli, ancora Cecilia, poi Siclari buttata giù, calcio di punizione per la Lazio. Barca batte velocemente, era un'ottima idea per Vanessa che non trova Pasqualla. Splendida la copertura di Coppari, poi prova a ripartire la Lazio. Non confezionano però il possesso Barca e Vanessa. E allora Rozzo, Rafa Pato, Rozzo, Coppari, finta e va. Ancora brava Vanessa a limitarla. Qui sbaglia il Pescara. Chilelli chiede alla sua squadra di salire, di non concedere il lungo possesso agli ospiti. Qui Vanessa in avanti per Pasquale che prova a girarla di prima, ma non trova né Siclari né Barca. L'ultimo tocco è della numero 5 della Lazio, allora rimessa per il Pescara con Rozzo, Coppari, Rozzo va in profondità, traversa e ha rischiato la Lazio, ha rischiato Umbro. Tiro cross di Natalia Rozzo, ha scheggiato la traversa. Umbro in avanti per Pasqualla, questa volta la mette giù bene. Barca un po' di spazio, finta, passa in mezzo a due. Vanessa, c'è il taglio di Siclari, viene premiata Pasqualla, mette dentro non benissimo per Siclari. Era ottima l'idea della Lazio che aveva costruito molto bene. Coppari, ora anche lei ha un po' di spazio. L'ultimo tocco è di Barca e si lamenta ancora con il direttore di gara. Coppari, Rozzo, Coppari, suola e si torna dalla numero 7. Belli, Coppari, brava Vanessa a scippargli il pallone, riparte allora Pasqualla che va con il destro sulle gambe di Rafa Pato. Barca, Vanessa, Pasqualla, stop, calcia! La gamba di Mascia a negare l'1-1 della spagnola. Sta ripartendo comunque benissimo la Lazio. Primo corner per le biancocelesti. Vanessa, Coppari. Un'altra chance la Lazio però. Non su corner, ma siamo comunque lì vicino. Vanessa va col mancino, ancora largo. Terzo squillo di Vanessa Pereira. Chilelli vorrebbe la squadra lunga. Infatti ora vediamo Pasqualla. Anche Vanessa. Mascia va profonda, non la prende nessuno. Alla fine l'idea di Chilelli era ottima, perché la Lazio riconquista un altro pallone. Umbro gioca corta da Vanessa. Scambiano la posizione Siclari con Pasquale. Il lancio è per la numero 7. Non ci arriva, rimessa per il Pescara. La Lazio che nell'ultimo weekend ha pareggiato a Verona contro l'Audace per 3-3 nel segno di Vanessa, Iochisalo e Siclari. Il Pescara invece ha perso in casa 3-1 contro il Bitonto, perdendo anche il primato della classifica. Assegno per la formazione abruzzese. Belli come questa sera, insomma. Seconda miglior difesa del campionato con solo 27 gol subiti. Solo 7 in più dal Falconara. Qui sbaglia il Pescara, riparte allora la Lazio con Vanessa, prova la serpentina la brasiliana, poi è costretta a frenare Pasquale. Ancora Vanessa, Barca, non c'è nessuno sulla destra, il lancio è in quella zona del campo, ne gode soltanto il portiere Mascia. 7 minuti al termine del primo tempo. Vanelli, Sciascio, Rozzo, scambia in zona difensiva il Pescara. Sciascio in avanti per Vanelli, c'è Iochisalo, mette il piede. 1-1 il conto dei falli per Lazio e Pescara. Insomma una partita molto
tranquilla. Qui prova a girarsi Sciascio, Umbro para e nega il raddoppio al Pescara. Tanto qui viene atterrata Vanessa Pereira da Vanelli. Iochisalo, Vanessa lancia in profondità, c'è Colucci completamente sola, buono per Siclari, ci ha messo il piede Rozzo, ci ha messo il piede. Mi sembra di aver visto Rozzo e non Mascia. Provvidenziale l'intervento della numero 7. Colucci era stata completamente dimenticato, ha fatto tutto bene Carola Colucci. Siclari crossa sul secondo palo, Colucci, Vanessa, questa volta para Mascia. Sta premendo la Lazio in questi ultimi minuti. Siclari, pallone è sempre per Vanessa, però c'è Sciascio prima della brasiliana e poi Vanessa si riprende il pallone. Umbro non trova però né Siclari né Iochisalo. Mascia, continui ribaltamenti di fronte, Sciascio, Umbro con la mano, ancora una volta Umbro, riparte la Lazio con Colucci, c'è il movimento di Vanessa, Colucci aspetta ancora un po', poi prova a servire la brasiliana, non trova però successo, allora riparte il Pescara, squadre lunghe ora con Sciascio, Vanelli, Coppari, Sciascio non trova Rozzo che aveva fatto il movimento inverso alla zona di attacco verso l'out mancino. Qui Rozzo, sempre lei, si mette tra Umbro e Colucci. C'è il primo time out chiamato da Daniele Chilelli quando mancano 5 minuti e 33 al termine del primo tempo. Lazio 0, Pescara 1. La sta decidendo l'11° gol in stagione di Belli e anche il 6° nelle ultime 4 gare. Chissà cosa starà dicendo il tecnico biancoceleste. Guarda Colucci, guarda anche Siclari. Dall'altra parte invece Maria Amparo sta parlando in maniera più generica. Prossimo impegno, la Lazio sarà ospitata dalla CMB, invece il Pescara giocherà in casa contro l'Atletico Foligno. Intanto qui la sirena suona 2 volte, ciò significa che le squadre dovranno entrare in campo. Rimessa per la Lazio. Chilelli ne approfitta ancora per dare le ultime indicazioni a Valentina Siclari. Vanessa, Siclari in avanti per Colucci che prova a girarsi, lascia lì il pallone per Iochisalo 2 volte e la seconda è quella vincente di Emilia Iochisalo. È 1-1. 8 in campionato per la finlandese che a 5 minuti dal termine del primo tempo rimette tutto in equilibrio. Da sottolineare comunque la prima parata di Mascia sul tiro potente di Iochisalo. Il primo l'ha parato, il secondo sinceramente non ha potuto fare nulla la numero 21 Coppari. Ora la Lazio che prova a confezionare un altro gol e questa volta è di Vanessa Pereira. Iochisalo non l'ha toccata, la Lazio l'ha ribaltata, è 2-1. Time out sfruttato benissimo dalla Lazio che in 20 secondi ha fatto prima l'1-1 e poi il 2-1. Ora un altro time out a distanza di neanche un minuto, stavolta ovviamente chiamato dal tecnico del Pescara Maria Amparo. Non credo che sarà soddisfatta di come ha sfruttato il primo break.
Dunque 2-1 qui al Palatorrino. Quando mancano 5 minuti e 14 secondi. Time out davvero c'è stato neanche un minuto fa. La Lazio però ha colpito 2 volte. 2 squilli di sirena e si ricomincia. 1-2 terrificante delle biancocelesti di Daniele Chilelli. Prima Iochisalo e poi Vanessa Pereira, che mette a segno il suo 16° gol in campionato. Qui sbaglia nuovamente il Pescara. Un po' di difficoltà. Ha subito e come il colpo e il contraccolpo. Qui non passa Iochisalo sull'ottima copertura di Vanelli. L'ultimo tocco è della finlandese. Reclama la panchina della Lazio. Ci mette troppo a battere Vanelli con il pallone che non era neanche posizionato nel punto giusto. Ingenuità qui del Pescara. Siclari, Iochisalo, Vanessa in avanti. C'è il salvataggio di Vanelli. La Lazio comunque è pericolosissima con questi lanci. Altro corner per i padroni di casa. Siclari, Vanessa se la sposta sul mancino, poi Iochisalo, Coppari, altro giro dalla bandierina per la Lazio. Siclari, ancora da Vanessa, schema di prima, Iochisalo, poi ancora la brasiliana in cieco e poi Colucci una volta addosso all'avversario, poi non riesce a girarsi Carola Colucci. Lazio comunque ancora in possesso, con Umbro che sbaglia qui la rinvio. Sciascio cercato il gol dell'anno, provata a sorprendere la numero 20 direttamente dalla zona difensiva. Vanessa alza il campanile pericolosissimo e Mascia è costretta a rifugiarsi in corner. Palla velenosissima di Vanessa Pereira. Pallone che stava scendendo sotto la traversa. 4:22 al termine. Siclari, scodella per Iochisalo! Sotto le gambe di Mascia, doppietta per Emilia Iochisalo, è 3-1. C'è solo la Lazio in questi ultimi minuti. Esce Vanessa, torna in campo Cecilia Barca. Completamente sparita dal campo il Pescara. 1 minuto e mezzo fatale. Prima il gol di Iochisalo, poi il 2-1 di Vanessa Pereira e poi il 3-1 ancora di Emilia Iochisalo. Dal primo time out la Lazio ha completamente cambiato volto. Sciascio, Rafa Pato prova a superare Iochisalo, il pallone carambolo dalle zone di Rozzo che fa 3-2. 2 minuti veramente di fuoco in questo Lazio Pescara. 13° centro in campionato per Natalia Rozzo. Gran destro sotto l'incrocio. 3:50 al termine del primo tempo. Siclari in avanti per Colucci, sporca ancora Rozzo, Mascia non ci arriva, allora sarà il 6° calcio d'angolo per la Lazio, che li ha battuti tutti negli ultimi minuti. Siclari, cross in mezzo, Barca non ci arriva con la spalla addirittura. È stata però una deviazione del Pescara, allora la Lazio rimane lì davanti. Siclari, cross in mezzo, Sciascio. Poi l'ultimo tocco è della numero 5, rimessa per il Pescara. Tra battere Sciascio, 6 gol in campionato per la numero 3, che ora affida il pallone a Rozzo.
Dincecco, Rozzo, torna di nuovo il giro palla del Pescara. Rozzo ha tentato di spedire il pallone sul secondo palo per Dincecco, ma c'era Barca. Poi Sciascio ancora davanti a Barca, che chiaramente è stato un contatto di troppo qui di Sciascio sul volto di Cecilia Barca. Non c'è neanche fallo per il direttore di gara, c'è soltanto rimessa dal fondo per Umbro. Iochisalo, Siclari, si sbraccia Colucci, prova a prendere il pallone, arpionata da due maglie blu, guadagna comunque la rimessa laterale. Iochisalo, Barca, Iochisalo, Siclari in avanti, non trova Colucci, allora occhio perché riparte il Pescara con Sciascio che non trova Dincecco. Rimessa per la Lazio, che rimette in campo Pasquale al posto di Carola Colucci. Iochisalo, Siclari, 2:40 al termine. E sbaglia il lancio Siclari, indirizzato verso Cecilia Barca. Ultimi secondi dove il ritmo è calato notevolmente, dopo che abbiamo assistito dal quinto al terzo minuto veramente di fuoco. Qui Rozzo, Belli prova a spostarsela sul mancino, Iochisalo gli nega la conduzione. Il possesso è comunque del Pescara con Mascia, approfonda Belli, Mascia la vede ma non rischia la giocata. Allora Rozzo, Rafa Pato, scudella per Rozzo, di tacco Pasqualla che si scontra anche con il suo capitano. Rimessa comunque per il Pescara. 2:08 al termine. Dincecco lascia la battuta Belli, ancora bravissima Barca, ben posizionata al centro dell'area di rigore. Sarà ancora una volta Dincecco a battere l'out. Rozzo e Rafa Pato dentro l'area di rigore, il pallone viene messo in mezzo, brava Umbro a togliere la minaccia. Rafa Pato difende su Iochisalo, poi spedisce il pallone dall'altra parte, non trovando però Belli. Allora rimessa Lazio. Barca, Siclari in avanti da Pasquale, arriva prima Rafa Pato che si schianta addosso a Barca. Ne gode comunque il Pescara con Belli che prova cambio di gioco e ci riesce dalle parti di Rafa Pato. Dincecco, Belli, ancora Dincecco, 1:35 al termine. Belli, Rozzo, controllo con il destro, poi il pallone che viene messo con il mancino dentro l'area di rigore. Ottima la copertura di Pasquale. Il Pescara che torna a battere un calcio d'angolo dopo che ne aveva battuti svariati nei primi minuti. Dincecco, crossa in mezzo, Iochisalo l'ha toccata. Allora altro affondo del Pescara che torna a premere. Belli, Rozzo chiede di salire Chilelli. Dincecco, Rozzo ancora verso il capitano abruzzese. Dincecco, Rafa Pato, si muove velocemente il Pescara e prova il secondo palo ma Pasquale glielo nega, sbaglia Siclari. E questa sì che è una novità. Belli, Rafa Pato, Rozzo, due maglie bianco-celeste a circondarla, esce bene Rozzo. Dincecco, Rafa Pato, 55 secondi al termine. Rozzo, Dincecco, Belli, trova un corridoio per Rozzo che non ci crede abbastanza, qui si dispera Belli. La Lazio allora può ricominciare con calma, mentre Vanessa torna nel rettangolo di gioco. Eccola Vanessa, lancio in profondità, Pasquale è dietro a Dincecco, non può mai arrivare sul pallone, che ora invece viene messo fuori proprio dalla numero 5 di Amparo. Conticelli, Iochisalo, vorrebbe il pallone Corin Pasquale, Iochisalo sbaglia, poi trascina giù Belli, calcio di punizione per il Pescara.
34 secondi per andare in un intervallo più sereno per quanto riguarda il Pescara, sotto al momento di una rete. Dincecco non passa su Pasqualla, che con calma gestisce da Iochisalo. Pasqualla, buono il taglio per Conticelli. Conticelli poi prova con il tacco a tornare dalla Spagnola, non trova però un buon esito. Umbro, 10 secondi al termine, lancia in profondità ancora dalla zona di Corin Pasqualla. Dincecco, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, finisce qui il primo tempo. Lazio 3, Pescara 2. Formazione ospite che ha trovato il vantaggio con Belli, poi in 2 minuti la Lazio non solo l'ha recuperata, è andata anche sul tris con la doppietta di Iochisalo, il gol di Vanessa Pereira. A 2 minuti dal termine del primo tempo ha accorciato le distanze Natalia Rozzo. Noi ci fermiamo per un quarto d'ora e poi di nuovo qui per il secondo tempo di Lazio Pescara.
Bentornati al Palatorrino, amici del futsal. La Lazio sta trionfando al momento per 3-2 contro il Pescara, nel segno di Emilia Iochisalo, doppietta per lei. Il gol di Vanessa Pereira. Pescara che aveva approcciato meglio la gara, poi dopo il time out di Daniele Chilelli in 20 secondi l'ha ribaltata la Lazio, poi dopo ha calato il tris. E a 2 minuti dal termine del primo tempo il gol di Natalia Rozzo. Lazio che attualmente scavalca la kick-off, impegnata domenica alle ore 16 contro il Cagliari. Tanto qui la battuta deve essere ripetuta. Ricordiamo il 4-1 delle ore 19 del Falconara contro il Molfetta. Lazio Pescara il secondo anticipo della 20ª giornata. Domenica ci sarà appunto Cagliari kick-off, Atletico Foligno, Audace Verona, Tiki-Taka Royal Lamezia. Alle ore 18 Bitonto CMB riposa per questo turno la VIP. Barca, Iochisalo sul secondo palo, fa bene la retroguardia Rozzo, poi esce insieme a Dincecco. Eccola il capitano del Pescara, in avanti per Sciascio. Pasqual ci mette la gamba. Dincecco, Rozzo, Belli, è lei che ha aperto le danze in questo spumeggiante Lazio Pescara. Intanto Umbro raccoglie il pallone oltre la linea di fondo. Subentrata Marica Umbro dopo 5 minuti del primo tempo. Marianna Pepe si è infortunata alla mano. Tanto qui Pasquale la gioca per Barca e si trascina il pallone fuori. Allora rimessa per il Pescara. È andato via il primo minuto di questa ripresa. Rozzo, Sciascio trova uno splendido corridoio per Belli, che non riesce a tenere il pallone in campo. Era Dincecco, non Belli, scusate. Si era aperto un varco per la numero 5. Si è trascinata però il pallone fuori. E allora rimessa biancoceleste. Uno Iochisalo, Barca di prima in avanti a cercare Pasquale, la trova, poi non ha... Gioca bene a muro la spagnola. Belli, Sciascio, duello con il capitano della Lazio. Qui Vanessa va a disturbarla. Pallone carambola sui piedi della numero 6. Rimessa Pescara. Sciascio sulla linea laterale. Dincecco va a prendere posto sul secondo palo. Il pallone è per lei. Bravissima ancora Barca. Poi Pasqualla che arpiona il pallone, fa ripartire la Lazio. Vanessa a muro per Barca, approfonda Pasquale, non viene vista. 1-2 splendido da Barca e Vanessa. Poi Barca ancora, Pasquale, Vanessa, destro e sinistro per Iochisalo. Iochisalo crossa in mezzo, Pasquale non ci arriva, libera poi Dincecco addosso a Vanessa. Male, ancora Vanessa, splendida di tacco per Pasquale che va col mancino tra le braccia di Mascia. Buona la Lazio in questi ultimi minuti. Belli in avanti, testa di Barca, Vanessa, Pasquale, ancora la brasiliana, all'indietro da Umbro, lancia di prima in profondità, Pasquale non riesce ancora una volta ad addormentare il pallone per la Barca, le prende tutte di testa Corinne Pasquale, poi pecca un po' nella giocata a muro. La Lazio riconquista un altro pallone. Vanessa se la sposta sul mancino, prova a prendersi il gioco di Rafa Pato, non ci riesce. Poi ancora brava Rafa Pato. Dincecco, Rafa Pato ancora, supera Barca, poi Rozzo, profonda da Sciascio. Vanessa, rimessa ancora per il Pescara. Dincecco, scodella per Sciascio. Iochisalo allunga bene la gamba, possesso sempre per il Pescara. La Fapato va giù, tutto regolare. Barca anche lei va giù, ma riesce comunque da terra a giocarla per Pasquale. Duello tra numeri 7. Qui poi Pasquale sbaglia. Altra rimessa per il Pescara. 17-11
sul cronometro, esce di Cecco, torna in campo Coppari. Stavolta non sarà Sciascio a battere la rimessa, ma sarà Rozzo. Sciascio, attacco per Natalia Rozzo. Mascia, viene incontro Sciascio, allunga Rozzo, è vista. Rozzo di tacco per Rafa Pato, traversa e poi Vanessa a liberare. Che azione questa del Pescara, anche se secondo me da lì Rozzo poteva tirare. Preferito la giocata stile Guti della Real Madrid per Benzema. Mi ricorda un po' quell'azione. Qui Rozzo per Rafa Pato, traversa piena, si salva la Lazio. Sciascio, Rozzo, ancora Sciascio, Coppari prende più possesso del campo il Pescara con Sciascio. Rafa Pato, Suola, orientamento ancora verso la numero 3, chiede rinforzi e li trova in Rozzo, ancora di tacco per Rafa Pato. Siclari capisce le intenzioni, poi serpeggia sull'autodestro, contenuta da Rafa Pato, rimessa dal fondo per il Pescara. Vediamo se metterà il portiere di movimento Maria Amparo e soprattutto quando. Ancora bravissima Siclari a limitare Rafa Pato. Coppari, Sciascio, 1-2, Coppari sterza, torna ancora da Sciascio. Rafa Pato prova a girarsi, crassa in mezzo con il mancino, sfiora il palo. Non aveva seguito l'azione Natalia Rozzo. Qui si lamenta Sciascio con il direttore di gara, voleva il tocco della calciatrice della Lazio. Colucci prova a girarsi e calcia sulla coscia di Coppari. Chiama lo schema Chilelli dalla panchina. È tornata in campo intanto Sara Conticelli. 1-2 tra Vanessa e Siclari, che non va a buon fine. Si complimenta comunque la brasiliana con la numero 5. Mascia, Coppari, Sciascio, Vanelli, tornata in campo Sciascio, ancora Vanelli, scambiano ancora le due. Ora chiamano in caso Rafa Pato. Vanelli, sporcata da Colucci, riparte la Lazio con Siclari. Vanessa, Conticelli, un po' di spazio per pensare, la gioca in avanti per Colucci che la controlla male. Pescara recupera il pallone solo in un primo momento, però che sbaglia Sciascio. Esce intanto Siclari al posto di Cecilia Barca. Conticelli, Barca, ancora Sara Conticelli. Vanessa dentro per Barca, brava Sciascio a mettersi in mezzo. Barca lotta su questo pallone, non si porta a casa il meglio, se lo porta invece a casa Rafa Pato. Coppari, Vanelli, con calma. Coppari, 14:30 sul cronometro. Punteggio è sempre lo stesso, Lazio 3, Pescara 2. Rafa Pato ha un po' di spazio, cerca Coppari, invece scodella per Vanelli che scaccia troppo il mancino. Rimessa per Marica Umbro. Conticelli, Pasqualla di punta, calcia fuori. Si prende comunque gli applausi del suo mister. Sciascio, Coppari, sbaglia. Barca va profonda, Colucci non assiste la compagna Cecilia Barca. Si sarebbe trovata da sola davanti a Mascia Carola Colucci. Per lei 9 gol in campionato. Qui intanto Rafa Pato, brava Colucci a strappargli via il pallone, poi l'ultimo tocco è il suo. Abbandona anche il campo Carola Colucci.
rientra quella che sta decidendo la gara. Qui Vanelli, c'è il gol, ma è stato annullato. Commesso un'irregolarità Vanelli dalla linea laterale, quindi non c'è il pareggio del Pescara. Iochisalo, Conticelli, lunga tra le braccia di Mascia, va lunga anche lei. Rafa Pato, arpionata da Iochisalo e Conticelli. Alla fine Pasquale gli porta via il pallone. Barca non trova successo in avanti, rimessa per il Pescara. Coppari, Dincecco, Rafa Pato, prova a prendere la corsia Mancina. Barca gli strappa via il pallone, corre Pasquale dall'altra parte. Barca, Pasquale, il pallone non segue lei e allora la Lazio non riesce a calare il poker. Coppari qui inciampa e regala la rimessa alla Lazio. (13:13) sul cronometro. Siclari, Iochisalo, Siclari, cercato subito Pasquale, arpionata da Dincecco. Un'altra rimessa comunque per la Lazio. Siclari, Scodella per Pasquale, poi ci mette il piedone Sara Conticelli. Si dispera la panchina della Lazio, vicinissima al suo secondo centro in campionato. Sara Conticelli. Vanelli, ricomincia il Pescara con Dincecco. Belli, Vanelli, scala la marcatura la Lazio. Conticelli, Belli, Dincecco, Belli, Vanelli. Dall'altra parte c'è libera Rafa Pato che viene servita ora quando Conticelli è uscita. Vanelli non passa su Siclari, rimessa per il Pescara. Dincecco dalla linea laterale, c'è Vanelli lì vicina, tocca per lei, poi Belli, Vanelli, stop con il sinistro, qui la contiene benissimo Conticelli che prova a ripartire, la chiudono in 3 addirittura. Pasquale, Siclari, Lazio deve girare velocemente il pallone. Conticelli addosso a Vanelli e poi toglie la minaccia Sara Conticelli che non ha mollato un centimetro queste ultime occasioni. Ora abbandona il campo, torna Vanessa Pereira, rimessa Pescara. Dincecco, Vanelli forte sul secondo palo, non l'ha toccata nessuno. Pericolosissimo il pallone di Gabi Vanelli. E intanto Pasquale che è vicinissima al portiere del Pescara insieme a Rafa Pato. Il pallone è proprio per la spagnola che la mette giù bene, poi sbaglia il passaggio. Dincecco trova un corridoio vincente per Vanelli. Belli, stop, si ricomincia da Rafa Pato. 11:55 al termine. Vanelli, il tempo scorre velocissimo questo secondo tempo. Belli, Dincecco, Vanelli, stop, manda fuori Pasquale e poi Belli. Iochisalo, intervento provvidenziale sulla linea di porta. Dincecco, Belli, il pallone che passa sotto le gambe di Siclari ed è 3-3, doppietta per Belli. Il tiro di Belli passato sotto le gambe di Siclari che ha mandato a vuoto il suo portiere Marica Umbro. E il Pescara trova il pari. Siclari in avanti per Colucci, Mascia con due mani. Belli, occhio perché la Lazio è scoperta. Qui Siclari fa benissimo la copertura sul passaggio di Rozzo, ma c'è stato un tocco di mano. Giallo per Valentina Siclari.
pallone sarebbe sceso sui piedi di Sciascio, che a quel punto si sarebbe trovata davanti a Marica Umbro. C'è stato però il tocco con la mano di Valentina Siclari. Calcio di punizione per il Pescara. Sono 3 ragazze abruzzesi sul punto di battuta. Qui ora si allontana Rozzo, rimane Belli con Sciascio, con Vanelli che parte lontana a tagliare sul secondo palo. Parte Sciascio, pallone che sbatte sul piede di Colucci e poi finisce tra le mani di Umbro, che rilancia sulle mani di Mascia. Belli trova un corridoio per Sciascio. Vanelli qui sbatte addosso a Barca. Siclari che toglie il pericolo. Sciascio di tacco per Belli, intruppato sul pallone con il mancino, poi con il destro addosso a Valentina Siclari. Rimessa comunque per gli ospiti. Sciascio, 10:50 al termine. Rozzo, duello con Vanessa, trova un altro corridoio per Vanelli, qui limitata da Vanessa. Barca sporca il pallone, possesso sempre del Pescara con Belli. Vanelli, Sciascio, scodella dalle parti di Daniele Chilelli. Siclari, passaggio un po' timido verso Vanessa. Rozzo, qui Siclari e Vanessa tolgono l'assolo di Natalia Rozzo. Rimessa ora per il Pescara. Sciascio la rigioca verso Dincecco, ancora la numero 3. Rozzo viene incontro Belli, preferita Sciascio, finta e si ritorna da Rozzo. Dincecco, Rozzo, Belli, Rozzo, monologo Pescara questi ultimi minuti, che ora perde il pallone. Vanessa viene atterrata da Belli, calcio di punizione per la Lazio. Esce Barca, esce Colucci, ritornano dentro Iochisalo e Pasqualla. Vanessa posiziona il pallone sul punto di battuta, poi lascia l'incarico alla finlandese Emilia Iochisalo. C'è dunque Iochisalo sul pallone, Vanessa un paio di metri alla sua destra, Pasquale sul secondo palo e Siclari sul primo. Fischia l'arbitro, non andrà Iochisalo, andrà Vanessa sul secondo palo per Siclari, che da 1 metro calcia alto. Occasionissima per la Lazio, si dispera Daniele Chilelli in panchina. Occasione d'oro per le biancocelesti. Un errore non da Siclari, qui sbaglia Sciascio e allora la Lazio può riproporsi in avanti. Andrà Iochisalo a battere. Anzi no, è Siclari che ora lascia la finlandese, crossa sul secondo palo, troppo forte. E anche a media altezza impossibile arrivarci per Vanessa Pereira. 9:30 al termine. Mascia profonda da Sciascio, Siclari salta e prende il pallone, poi Vanessa sbatte sulla sfera. Coppari, Vanessa ancora, mettersi davanti. Andrà Belli a battere all'indietro da Coppari. Rozzo per Belli,
Ottimo lo stop! E poi con il destro calciato fuori Belli, vicinissima alla tripletta. Continua aggiornamento i numeri di Belli. Intanto qui seguiamo l'azione con Colucci che non riesce a girarsi perché c'è il raddoppio di marcatura di Rozzo. Poi allontana Belli. Come dicevo, aggiornare continuamente i numeri di Belli. Sono 7 i gol nelle ultime 4 partite. Esce Vanessa, rientra Barca. Parità sia a livello di gol sia a livello di falli. 3-3 le reti, 1-1 invece i falli commessi da Lazio e Pescara. Qui Siclari sbaglia la misura del traversone per Barca. Lazio che comunque rimane su a pressare gli avversari. Coppari chiama in casa il suo portiere Mascia. Stop, uno sguardo in avanti e calcio. Barca interrompe, Colucci prova a passare, l'ultimo tocco è di Belli, conquista la rimessa laterale Carola Colucci. 8:34 alla fine. Siclari, Scodella per Iochisalo e si coordina bene. Era difficile comunque da centrare la porta da quella posizione. Dunque palla fuori e rimessa per il Pescara. Vola Valentina Siclari. Sciascio, Coppari chiede palla, Belli ed eccola accontentata. Coppari, c'è Colucci lì davanti, il pallone lo prende soltanto parzialmente Emilia Iochisalo. Altra rimessa per il Pescara con Belli. Coppari, Sciascio trova benissimo Rafa Pato che mette giù il pallone, poi lo riconcede a Belli. Coppari, Sciascio addossa Iochisalo, non c'era nessuna maglia blu nei dintorni. Qui fa anche fallo Sciascio. Calcio di punizione per la Lazio. Iochisalo in avanti, non trova Colucci, trova soltanto Coppari. Sciascio, occhio perché la difesa della Lazio è un po' scoperta. Qui Siclari interrompe, poi una via di mezzo tra un tiro e un passaggio per Cecilia Barca. Ne gode comunque il Pescara con Rafa Pato. Sciascio, 1-2 che non si chiude, di testa Barca. Siclari sterza e poi non trova il suo capitano, sbaglia Valentina Siclari, che ora abbandona anche il campo a vantaggio di Vanessa Pereira. Esce anche Colucci, torna Corinne Pasquale. Rafa Pato per Sciascio, qui sbaglia il Pescara, riparte Iochisalo sul fondo, vicinissima alla tripletta personale Emilia Iochisalo. Il pallone in avanti per Sciascio che controlla con il braccio. Calcio di punizione dunque per la Lazio. Poteva andarci con il piattone Sciascio, ci ha preferito mettere il corpo davanti. Barca, Iochisalo, chiude Coppari. Rimessa per la Lazio quando mancano 7 minuti alla termine. 3-3. Ricordiamo i marcatori: la doppietta di Iochisalo da una parte, la doppietta di Belli dall'altra, poi il gol di Vanessa Pereira e quello di Natalia Rozzo. Barca, Conticelli, qui sbaglia Vanessa prima di Rafa Pato, gli sporca il pallone. C'è comunque corner per il Pescara. Rafa Pato batte subito dalle parti di Vanelli, presa in controtempo è la numero 12, chiede scusa Sara Conticelli alle sue compagne. E rimessa Lazio. Conticelli profonda da Pasquale, Coppari prima, concede l'out. Rimessa Lazio. Conticelli guadagna un po' di metri, lascia la battuta a Barca.
che va forte sul secondo palo, Mascia, poi Vanelli prova ad uscire, ancora Gabi Vanelli, Barca in un primo momento, poi Pasquale nel secondo, la Lazio strappa via il pallone alla Pescara, Vanessa sul secondo palo, Conticelli va giù, tutto regolare, Rafa Pato, ritmi altissimi in questi ultimi secondi, Sciascio, Vanessa. Viene richiamata l'allenatrice del Pescara, Maria Amparo. Forse per qualche frase non del tutto cortese nei confronti dei direttori di gara. Dincecco lascia la battuta a Coppari, il pallone ancora una volta non era messo nella giusta posizione, altro fallo su rimessa del Pescara, il terzo di questa sera. Umbro va giù da Pasquale, prova a tenere basso il pallone ma non ci riesce, riparte allora la squadra ospite con Siclari e Barca che si involano su Sciascio. Vanessa, scodella per Siclari, prova a metterla in moto senza però trovare successo, allora il Pescara con Coppari, Sciascio, Umbro non ci arriva, torna avanti il Pescara, è 3-4. Gol dell'ex di Sciascio che mette a segno il suo settimo centro in campionato quando mancano 5 minuti e 56, scoperta la difesa della Lazio e Sciascio ha riportato in avanti la sua squadra. Pasquale, Vanessa e Siclari lancia in avanti a cercare Pasquale, Mascia con il piede, Siclari prende posizione, Barca sul secondo palo, andrà Vanessa, qui Coppari brava, riparte il Pescara con Vanelli, Vanelli non trova Sciascio, trova soltanto le gambe di Siclari che intercetta anche questa, Siclari fa tutto da sola, poi l'ultimo pallone lo tocca lei, rimessa per il Pescara. Vanelli, Dincecco, Coppari prova ad uscire da quella zona il Pescara, Sciascio di sponda per Vanelli e poi Dincecco, Sciascio, Vanelli, non gioca bene a muro, rimessa Lazio che ora prova a prendere fiducia. Chiama lo schema Chilelli dalla panchina. Iochisalo, c'è come sempre sul secondo palo Barca, battuta lasciata a Vanessa, qui c'è stato il tocco di Vanelli, Barca non ci ha creduto fino in fondo, si era tolta da quella posizione, se fosse restata molto probabilmente avrebbe fatto 4-4. Corner per la Lazio. Iochisalo, stavolta dovrà battere lei. Pasquale al centro dell'area, il pallone per il mancino di Vanessa, addosso a Vanelli e poi Sciascio che lancia il pallone sulla tribuna, pallone violentissimo sul muro del Palatorrino. Qui Barca attende il secondo pallone, mancano 4,55 al termine. Iochisalo, Sciascio, arpionata sia la Barca che da Iochisalo, alla fine ne esce vincitrice solo per un momento però, perché la rimessa è per la Lazio. Vanessa, Iochisalo in avanti per Pasquale, in qualche modo verso Barca, crossa in mezzo, Pasquale con la pancia non riesce a buttare giù la porta e allora rimessa comunque per i padroni di casa che rimangono in zona offensiva. Vanessa in avanti per Pasquale, controllo di suola, Barca, Vanessa, Iochisalo,
Ancora Vanessa e i suoi piedi educatissimi. Jokisalo qui sbaglia per Barca. Non confeziona il possesso e non riesce ad affondare la Lazio. Sciascio dall'altra parte per Rozzo, che controlla male il pallone. Occasionissima questa per il Pescara. Pasqualla torna nel traffico. Barca, Vanessa, si apre Jokisalo, il pallone per Pasqualla che prova a passare su quella zona, conquista anche la rimessa laterale. Qui si lamenta ancora Sciascio con il direttore di gara. Pasqualla, Barca addosso a Sciascio. Entra Siclari con la maglietta del portiere di movimento, quindi attaccherà 5 la Lazio. Jokisalo, 3:45 al termine. Jokisalo, Siclari non trova Vanessa, quindi Nceko vuole sbrigarsi. Pasquale lì davanti, chiedono la distanza. Intanto Siclari è in porta e non Umbro. Coppari, Rozzo, Belli prova a passare tra Vanessa e Pasqualla, viene atterrata. Calcio di punizione per il Pescara. Ora esce Siclari, torna in porta Marica Umbro. Belli batterà corto questo calcio di punizione. Coppari, Nceko, Mascia allunga Nceko, Mascia va profonda, Pasquale di testa mette fuori. Coppari, Rozzo, Belli non passa su Barca che tiene anche il pallone vivo. Barca, Jokisalo non aggancia la sfera. Riparte il Pescara con Rozzo che punta a Pasquale e va alla conclusione. Umbro e poi Belli, tripletta per Belli, 3-5. Brava Umbro a rispondere sul primo tentativo del Pescara, poi in tap-in Belli letale. Fa 13 in campionato e 8 nelle ultime 4 partite. Ora, quando mancano 3 minuti e 0,5 al termine, Lazio deve quantomeno pareggiare. Ora Siclari, Jokisalo di nuovo col portiere di movimento mister Chilelli. Siclari, Barca, crossa in mezzo per Pasquale che non c'entra la porta. Qui Mascia in maniera veloce verso Belli, Vanessa gli passa avanti, poi Siclari sbaglia, qui Siclari, Rozzo per Belli, 6-3 per il Pescara. Poker di Belli. Continuo aggiornamento dei numeri di Belli. 9 gol nelle ultime 4 partite per un totale di 14 in campionato. 6-3 dunque per il Pescara. Jokisalo, Siclari, Jokisalo, Siclari scambia ancora con la finlandese. Barca, velo di Vanessa, non premia però la conduzione di Jokisalo. Dunque rimessa laterale per il Pescara con Umbro che è tornata a difendere i pali. Ora esce di nuovo dal campo, torna invece Valentina Siclari. Eccola con il pallone tra i piedi. Jokisalo, Siclari, Barca non trova Jokisalo, allora Mascia. Rozzo, è scoperta ancora una volta la Lazio. Rozzo per Belli, qui sbaglia, ma il possesso è sempre del Pescara con Rozzo che a porta vuota calcia clamorosamente alto. E si è fatta male Valentina Siclari. Ora si rialza, non c'è corner
come chiedevano le calciatrici di Amparo. Vanessa, Pasquale, Giacamuro, Vanessa, Iochisalo, tra i pali Iochisalo, qui sbaglia Vanessa, Coppari in avanti per Belli, prova a giocare a muro, Vanessa intercetta il possesso, riparte la Lazio che era in superiorità numerica, non approfitta però Siglari, qui Mascia dalla porta, cerca il terzo gol in campionato ma non lo trova. 1:29 al termine. Vanessa, Iochisalo, Barca, Iochisalo, Vanessa, stop, in avanti per Pasquale, sbaglia ancora la Lazio, Coppari, Belli, Belli qui Barca, si addormenta un po' Belli, poi il pallone è per Coppari, calcia fuori. (1:09 al termine). Siglari va ancora dalla brasiliana e poi va a prendere il ruolo da pivot. Barca, Iochisalo, Vanessa, cambia tutto per Barca, di testa bene per Siglari che difende la sfera e trova Pasqualla, sbaglia qui Pasqualla, a vantaggio di Natalia Rozzo. Dincecco tiene il pallone in campo ma lo regala a Vanessa. Iochisalo, viene avanti Siglari, 40 secondi alla fine. Siglari, c'è Barca lì in avanti, scambiano il 5 e il 6 e poi il 13, Iochisalo, ancora Siglari, addossa a Belli, qui Rozzo in un primo momento, poi Barca, il pallone rimane lì, 2 volte Mascia e poi calcia in porta, ancora una volta a largo, occasionissima, prima per Barca e poi per Corinne Pasquale. 22 secondi al termine di questo Lazio-Pescara. Barca, Iochisalo, Vanessa, 10 secondi alla fine, non trova Siglari, Rozzo fa correre ancora una volta Belli che calcia in porta, Iochisalo si mette tra porta e piede, 3 secondi alla fine, molto probabilmente il Pescara confezionerà questi ultimi secondi di questo Lazio-Pescara. Suona la sirena, finisce qui, vince la squadra di Maria Amparo per 6-3, ribalta il momentaneo vantaggio del primo tempo delle biancocelesti di Daniele Chilelli e mantiene ancora una distanza dal primo posto attualmente occupato dalla Falconara. Dunque il Pescara che sale a quota 43 punti, mentre invece la Lazio resta sesta a quota 31. Sta per terminare anche la nostra diretta e allora una buona serata e un buon weekend da Matteo Bonacorsi.